Buonasera, Bordana, scusate il ritardo, è un attimo di impegno. Sì, allora, somiglia un po'... Le veline! Velina! L'altra velina? L'altra velina? Chiamiamo ora adesso le veline! Il gabibbo! Il gabibbo! Pubblicità, le tre marine. Passiamo andando, Francesca. Stiamo andando! E veniamo come sempre alla consueta rubrica Gusto. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Cosa? Siamo qui sulla oggi avanti cornicione di pizza, come lo chiamano da quelle parti, da queste parti. Ecco, è semplicissimo fare il cornicione di pizza. Basta mangiare la pizza, lasciarla un po' di cornicione, anche per gli effetti interi va benissimo, se più gusto. Dopodiché si prende il cornicione, ecco qui. È abbastanza solido, deve essere, capito, rimasto almeno da 2 giorni, perché poi non si può mangiare quando si, capito, è troppo fresco. Lo si fa a pezzi, si mette in un bicchiere, si aggiunge un po' di vino tipico paesano, un ignorandello del Valle, aceto, rigorosamente aceto, con percentuale di aceto altissimo, si aggiunge così, un goccio di vino, Si fa rotolare? si prende una paletta di legno, si prende al contrario, a tirozzola. Io aggiungerei anche un tocco di cenere. Un po' di cenere di Marlboro o Camel, Marlboro Light e Camel, che ovviamente ha la Marlboro egiziana? Marlboro egiziana, sì. Una bustina di caramelle Lindt, buonissima, al cioccolato. E poi si mescola il tutto per bene così. Lo si lascia riposare, diciamo, per circa 15 anni e si può berlo. Il risultato? Si può berlo. E il risultato? Il risultato lo vediamo qui, ecco, che ha cambiato colore, ecco, vediamo. È un ottimo digestivo dopo pranzo. Meglio dell'Alka-Seltz. Sì. Buonissimo, sarà di capricciosa. Veramente fantastico. E ora passiamo la linea alla regia. Regia. Taglia.